Continua il nostro viaggio nel periodo più oscuro, dove si parla tanto e si capisce poco. E allora, Marco Rioles, qual è la situazione per quanto riguarda questo benedetto coronavirus? È bene dire che la paura non va biasimata eccessivamente, perché è una reazione comprensibile, anche perché c'è una certa confusione soprattutto nei media che consultiamo frequentemente, cioè i social, che sono un guazzabuglio anche di teorie rilanciate peraltro da personaggi illustri, un noto psichiatra ex sostenitore di Forza Italia passato dall'altra parte e che ha rilanciato ieri la teoria che io ho smontato più volte, mi sono costretto più volte a smontare una fake news clamorosa, quella secondo cui questo coronavirus sarebbe un'arma biologica sfuggita di mano o forse rilasciata appositamente. Io uso la parola rilasciata, che è stata usata, proprio una citazione, da un senatore repubblicano degli Stati Uniti che, non crede alla teoria dei medici. Senta, si parla tanto che gli americani, per il fatto che i cinesi negli ultimi anni hanno preso tra parentesi piede, dunque hanno scalato il vertice della classifica mondiale, alla fine lo scherzetto di Trump è arrivato, la famosa fialetta puzzolente, ma stiamo parlando veramente di fantascienza, no? Assolutamente sì, anche perché va sottolineato ai telespettatori che non c'è stato nessun sorpasso, cioè gli Stati Uniti conservano il primato e la Cina avrà bisogno di tanti anni ancora prima di fare il giro di boa e nel frattempo, ripeto, queste teorie strampalate fanno il gioco degli speculatori come quelli che per fortuna sono stati immediatamente individuati da Amazon, ma che domenica vendevano le boccette di amochina a 100 euro, 4 da 80 mm. Allora dico, in questo momento difficile, ripeto, non condanniamo nessuno, teniamo i nervi al calma e gesso, si diceva in quel bellissimo gioco praticato anche dagli italiani, calma e gesso, ed evitiamo reazioni. Ecco, io mi dispiace che il governatore della Lombardia, verso cui empatizzo perché ha una sfida in mano, si faccia queste riprese drammatiche, perché ogni mossa adesso costa milioni di euro. Certo. Senta, sembra un po' la famosa frase, anzi il famoso passaggio, se si ricorda, del film di Fantozzi quando andò a Courmayeur, no? Che a un certo punto a 1600 metri Calboni sparava alle che Fantozzi entrò in competizione, no? Sì, ricordo bene che Fantozzi arrivò a pezzettini dalla discesa, prima il dito, poi ma è bene adesso scherzare, magari può sembrare un po' macabro in questo momento in cui c'è gente che muore, attenzione, però ricordiamo bene questa cosa. C'è una vignetta che ha colto bene la situazione, il coronavirus è ormai accertato, questo colpisce soprattutto gli organismi già provati da patologie preesistenti. Questo significa che queste persone, qualora dovessero essere sfiorate o colpite da un contagio che per fortuna è sotto controllo, è stato sottolineato dal Ministero della Sanità, che comunque i due focolai, quelli in Lombardia e in Veneto, l'isolamento pare abbia retto. Ecco, quindi ci sono questi due dati, no? Una mortalità contenuta e limitata a una specifica categoria di persone, e soprattutto il fatto che la parola epidemia per il momento non è giustificata, perché se ci sono stati due gravi focolai con un certo numero di morti, comunque il cordone sanitario sta funzionando. E allora calma e sangue freddo, no? Calma e gesso.